Buongiorno cari amici e buon inizio settimana a tutti. Martina Reoroni in studio per il consueto appuntamento con la rassegna stampa di Radio Piave. Come ogni giorno andremo a leggere le principali notizie pubblicate sui quotidiani locali. Siamo lunedì 21 dicembre e partiamo subito con il Corriere delle Alpi. Il titolo di apertura è dedicato alla tematica Covid. In Veneto 100.000 contagi, parliamo della seconda ondata, la regione resta maglia nera per ricoveri e decessi, richiesta al governo per ridurre il ritorno in classe al 50%. E c'è un approfondimento di Tosato a pagina 6. Come sappiamo infatti l'intenzione del governo sarebbe di riprendere con le lezioni in presenza delle scuole superiori dal 7 di gennaio. Per quanto riguarda i dati in provincia, il sindaco di Arsie è positivo al Covid e a livello provinciale ci sono 253 nuovi casi in un giorno, quindi nella giornata fra sabato e domenica, e si aggiunge alla lista dei sindaci già positivi al coronavirus anche appunto Luca Strapazzone, il sindaco di Arsie. L'allarme di Confartigianato, centinaia di aziende sono a rischio, la preoccupazione della Presidente Scarzanella in vista del nuovo lockdown previsto per il periodo natalizio. La Presidente chiede che ci siano subito i ristori per gli operatori che terranno chiuso sotto Natale. E ancora, sempre per quanto riguarda la provincia di Belluno, parliamo dei dati Istat. Un nostro articolo è uscito già nella giornata di venerdì sull'edizione online dell'Amico del Popolo. Nel Bellunese in un anno 1.000 abitanti in meno. La popolazione del Bellunese scende ancora, circa 1.000 abitanti in meno in un anno. Alcuni comuni però sono in controtendenza, magari con pochi abitanti in più, ma è un segnale da tenere in considerazione. C'è un approfondimento di Raffaele Scottini a pagina 20. Per quanto riguarda il turismo sulle Dolomiti, seconde case riaperte ma gli alberghi ora chiudono. E sul Monte Grappa la notizia che è stata diffusa sui social nei giorni scorsi: snowboarder su Sacrario, la condanna è unanime, attacco appunto agli snowboarder che sono stati fotografati al Sacrario del Monte Grappa. Purtroppo c'è una notizia tragica che non riguarda la provincia di Belluno ma che interessa il Veneto, e a questa è dedicata la grande foto di copertina. Padre uccide i suoi 2 figli e si suicida a Trebaseleghe, siamo in provincia di Padova. Questo padre che ha ucciso i suoi figli di 15 e di 13 anni e che poi si è tolto la vita. I servizi, c'è un lungo servizio da pagina 14 a pagina 17. Andiamo all'interno del giornale. C'è una notizia che è stata diffusa già nella serata di ieri. È arrivato il virus mutato, la variante inglese del coronavirus è arrivata anche in Italia, isolato il Regno Unito. Sospesi i voli per Londra fino al 6 gennaio, l'Europa ora teme la diffusione. Primo caso a Roma, ufficiale medico ricoverato. Speranza, massima prudenza. Quindi c'è questa notizia non buona di sicuro ma prevedibile, visto che la variante inglese del coronavirus stava circolando in Inghilterra e in altri paesi europei. Dall'inizio della pandemia il virus Covid-19, secondo gli scienziati, ha avuto 12.706 mutazioni genetiche. Una, magari nemmeno l'ultima, sta mettendo in fibrillazione il mondo intero, con blocco immediato dei voli da e per la Gran Bretagna, dove si è diffusa la variante, e con interrogativi a quali per ora mancano risposte certe sull'efficacia della campagna vaccinale per il coronavirus che sta partendo in tutto il mondo. La mutazione, che si è diffusa a Londra e nel sud della Gran Bretagna, è già arrivata in Sudafrica, Danimarca e Australia, ma c'è un caso pure in Italia, come annunciato dal Ministero della Salute. Come dicevamo, l'annuncio è arrivato appunto ieri sera. Il paziente e il suo convivente, rientrato negli ultimi giorni dal Regno Unito con un volo atterrato all'aeroporto di Roma Fiumicino, sono in isolamento e stanno seguendo tutte le procedure. L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta monitorando i 5 continenti per inseguire le tracce del contagio che potrebbe aprire nuovi scenari. L'Olanda, già nella notte tra sabato e domenica, ha bloccato tutti i voli da e per il Regno Unito. Lo stesso ha fatto l'Italia da ieri pomeriggio, come annunciato appunto dal Ministero della Salute e dal Ministro della Salute Roberto Speranza. La variante del virus è naturalmente esplosa come una bomba a Londra, dove c'è stata la corsa a salire sugli ultimi treni e voli disponibili. Un comportamento totalmente irresponsabile, come ha detto il segretario di Stato alla Salute, mentre quello ai trasporti ha annunciato che le pattuglie di polizia nelle stazioni
sarebbero state aumentate, così come i controlli della polizia sulle strade. Ma il grande interrogativo è come è questa variante del coronavirus e se il vaccino in produzione sia efficace contro questa variante, appunto. Si sa che il virus modificato interviene sulla proteina spike che regola i meccanismi di controllo nella fusione tra Covid-19 e la cellula umana. Si sa che questa nuova variante ha un tasso di contaminazione del 70% in più del virus fino ad oggi noto, come ha annunciato anche il primo ministro inglese Boris Johnson, ma non c'è evidenza che sia resistente ai vaccini che vengono già utilizzati nel mondo e che dal 27 dicembre saranno somministrati anche in tutta Europa. C'è stato un commento del ministro della salute italiano Roberto Speranza. Le prime informazioni dicono che non sembra fare maggiori danni ma produce più contagiati e questo rimane un problema serio. È più veloce, non più letale. Sembra che i vaccini possano funzionare ugualmente ma servono informazioni più solide. Quindi non mancano di certo le preoccupazioni. Palù, dal canto suo, il presidente dell'AIFA e anche per il presidente dell'AIFA dagli inglesi c'è stato un eccesso di prudenza. Tutta questa agitazione non è supportata da dati scientifici, nessuna prova che il virus sia più letale. Appunto Giorgio Palù, virologo a Padova e presidente AIFA, dice: allarmismo ingiustificato, i vaccini sono efficaci e validi. Piano con gli allarmi, tutta questa agitazione per la variante inglese del virus non è giustificata dai dati scientifici, dice Giorgio Palù. Non ci sono prove che questa mutazione renda il virus più letale o gli consenta di sfuggire ai vaccini. Questo ha detto, vedremo poi come evolverà la situazione nei prossimi giorni, sperando appunto che questa nuova variante non cominci a diffondersi in modo prepotente in Italia. E intanto in Veneto l'emergenza sanitaria è pesante, 100.000 contagi, il Veneto doppia la Lombardia e resta maglia nera. Questi diciamo alcuni dei numeri. Scienziati divisi sulle cause, la regione chiede al ministro di ridurre dal 75 al 50% gli studenti in classe dal 7 gennaio. E questo titolone è accompagnato anche da un'infografica, da una cartina dell'Italia che mostra appunto i casi di Covid diagnosticati in Italia per regione o provincia autonoma tra il 30 novembre e il 13 dicembre e appunto si mostra che il Veneto ha superato la Lombardia. È il Veneto, suo malgrado, la terra promessa della seconda ondata di Covid. Per il 15° giorno consecutivo la nostra regione registra il primato nazionale di nuovi casi, mentre l'onda pandemica varca la soglia dei 100.000 contagi, 2066 nelle ultime 24 ore, il doppio della martoriata Lombardia. Una crescita impetuosa corredata da 3.263 ricoveri più 28 e ben 5.464 più 53 decessi, che ha colto di sorpresa la stessa comunità scientifica divergente nell'individuazione delle cause. Al riguardo esistono varie interpretazioni. Sul versante istituzionale Luca Zaia leva l'indice verso quanti tralasciano le regole di sicurezza, diventando così veicolo di infezione. Ben diversa la lettura del Ministero della Salute. Venerdì, pur confermando la collocazione del Veneto in fascia gialla, il direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Frezza, ne ha evidenziato l'indice di rischio alto, attribuendolo alla mancata adozione di misure più stringenti. Le regioni che hanno già sperimentato la zona rossa, è il suo commento, manifestano significativi miglioramenti. Ricordiamo che noi siamo rimasti sempre zona gialla nonostante i numeri e nonostante appunto il peso del coronavirus a livello regionale. Ieri c'è stata anche la notizia: il governatore nel mirino di Novax, venetisti e sinistra radicale, le minacce a Zaia, indagini in corso, solidarietà trasversale dalla politica. Polizia e carabinieri indagano sull'escalation di aggressioni verbali e minacce a Luca Zaia, culminate nella diffusione via social di un video che fornisce notizie dettagliate circa la residenza del governatore, scandite dalle note del padrino e dall'invito a porgergli un caloroso saluto natalizio. È l'ultimo capitolo di una valanga di insulti e promesse di morte che gli investigatori addebitano al circuito dell'odio composto da negazionisti e venetismo ultra, neofascismo e sinistra radicale, forconi e scampoli di malavita. L'articolo è sempre di Filippo Tosato. Andando all'emergenza rischio sanitario in provincia di Belluno, come dicevamo, positivo al Covid, come leggevamo prima, il sindaco di Arsiè. I nuovi casi sono 253 e i reparti sono pieni. Sono 170 le persone ricoverate, 9 in terapia intensiva, da oggi da Revina a Cortina anche per i turisti.
Il coronavirus, si legge nell'articolo di Alessia Forzinna, ha colpito anche il sindaco di Arsiè, Luca Strapazzone. È stato lui stesso a comunicarlo ai suoi concittadini, spiegando di aver iniziato ad accusare i primi sintomi giovedì sera. Il giorno successivo il sindaco è sottoposto al tampone al drive-in di Felter, risultando positivo, e ieri ha ricevuto la conferma con l'esito del tampone molecolare. Rassicuro sul fatto che i sintomi sono già scomparsi e che non ho avuto contatti stretti con i dipendenti del comune o con altri amministratori, ha spiegato Strapazzone. A scopo prudenziale ho chiesto loro di sottoporsi a tampone rapido. Resterò in contatto con gli uffici da casa cercando di continuare a dare supporto come sempre. Per quanto riguarda i dati, sono stati 253 i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati ieri in provincia di Belluno. Però il dato più preoccupante è quello dei ricoveri. In terapia intensiva sono ricoverate 9 pazienti, 2 a Belluno e 7 a Feltre. In area non critica sono 122, a cui si aggiungono i 39 ricoverati negli ospedali di comunità. 39 in tutto, quindi 5 ad Alano, 4 ad Auronzo, 18 a Belluno e 12 a Feltre. Vietato quindi abbassare il livello di attenzione, la pressione sugli ospedali rimane elevata, spiega il DG Adriano Rasicaldogno. La curva si sta stabilizzando, ma non possiamo permetterci di abbassare la guardia perché gli scenari cambiano di minuto in minuto. Anche se la curva da qualche giorno mostra segni di stabilizzazione, gli ospedali sono ancora sotto pressione. E come dicevamo, da oggi sarà attivo il servizio tamponi per residenti, lavoratori e turisti a Cortina. In accordo con l'US Dolomiti, infatti, è stato istituito un drive-in allo Stadio del Ghiaccio. Sarà attivo durante il periodo delle festività natalizie nelle giornate di lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30. Si accede con prescrizione medica e i non residenti in US Dolomiti possono presentare una ricetta dematerializzata rilasciata in remoto dal proprio medico, oppure rivolgersi per la prescrizione a pagamento ad un medico di medicina generale o pediatra di libera scelta del territorio. A pagina 9, nella pagina a fianco, c'è la preoccupazione del mondo economico. Gli artigiani dicono che il lockdown delle festività metterà a rischio centinaia di aziende. Il lockdown di Natale preoccupa la presidente Scarzanella, che dice anche che serve un aiuto concreto da parte del governo. I blocchi di Natale decisi dal governo e dalla regione costituiscono un vero e proprio lockdown. Dovranno seguire importanti ristori per le attività economiche, altrimenti molti rischiano di chiudere per sempre, lo dice appunto la presidente di Confartigianato Belluno, Claudia Scarzanella, che raccoglie le preoccupazioni delle imprese associate dopo la lettura del decreto legge natalizio. E nel vetrino c'è anche qui un articolo, in questo caso a firma di Francesca Valente, che raccoglie le preoccupazioni delle attività. A Natale restiamo a casa, la scelta dei ristoranti che rinunciano al delivery. 3 ristoranti non fanno statistica, ma possono fare da campione per un momento storico estremamente difficile e drammaticamente presente, quello del prima chiuso, poi asporto o a domicilio, poi aperto, che poi si traduce sempre in vediamo con il prossimo DPCM. Quello di Natale, l'ultimo del 2020, o almeno si spera, ha già costretto molti titolari a prendere la decisione finale al posto del governo, chiusi in ogni caso. Quindi lasciando perdere anche il delivery, cioè l'asporto, che è la possibilità data ai locali che nei giorni festivi e prefestivi, quando il governo ha deciso che saremo tutti in zona rossa, tutta l'Italia sarà in zona rossa, ristoranti e bar dovranno essere chiusi e sarà consentito solamente l'asporto, però ci sono delle attività che rinunciano anche al delivery. Lasciamo le pagine regionali e andiamo subito alla prima di Belluno, che parla appunto dei dati dell'Istat che riguardano lo spopolamento. Quasi 1.000 abitanti in meno in un anno. Lo spopolamento della provincia non si ferma, ma tra i 12 comuni che crescono ci sono anche località della parte alta. L'articolo del Corriere delle Alpi vuole mettere in evidenza la gravità della situazione, ma nello stesso tempo dare qualche messaggio di speranza. Raffaele Scottini firma questo pezzo. Il bellunese ha perso in un anno altri 960 abitanti. Da 2018 a 2019 la popolazione residente è scesa da 202.269 persone a 201.309. Se poi si va indietro di qualche anno, nel 2011 eravamo 2.891, per cui nell'arco di 8 anni c'è stato un crollo di quasi 7.000 abitanti, 6.882 per la precisione. Quella della metà del Novecento era un'altra epoca, ma nel 1951 eravamo 236.716 abitanti, bene 35.407 persone in più. La fotografia impietosa è data dall'Istat, che ha pubblicato le statistiche dopo il censimento relativo agli ultimi 2 anni. Quindi la popolazione bellunese continua
continua a scendere, in una parola spopolamento, che non è una novità con il suo trend ormai consolidato, ma che non smette di essere uno dei temi principali contro cui sta lottando la provincia, intesa come ente politico. Per quanto riguarda le differenze tra una parte e l'altra della provincia, lo spopolamento non riguarda solo la parte alta del Bellunese, ma la maggior parte perché la maggior parte dei paesi che perdono abitanti si trovano proprio tra Cadore, Agordino e Comelico. Nelle terre alte si comincia a vedere un'inversione di tendenza, ha detto il presidente della provincia Roberto Padrin, e questo è un dato estremamente positivo. Ci sono 4 comuni del Cadore, Borca che passa da 798 a 823 abitanti, Domegge da 2308 a 2316, Peraroro da 350 a 355, San Vito da 1903 a 1929, e poi c'è in Agordino Livinallongo che passa da 1308 a 1313, aumenti di 3 persone a Rivamonte e di 2 a San Tommaso, e poi ci sono dati di questo tipo anche in Comelico e a Quero Vasso, oltre che a Cesio Maggiore. Il Corriere delle Alpi evidenzia che sono numeri molto bassi, ma che però indicano comunque un segnale che deve essere valorizzato e di cui si deve tener conto. I comuni con il maggior numero di abitanti, che sono Belluno, Feltre e Sedico, rimangono sostanzialmente stabili, e il comune più piccolo è Zoppè, che registra un calo costante, scendendo sotto quota 200 abitanti nel 2019 dopo averne avuti 212 l'anno precedente, quindi ha perso 15 abitanti nel giro di un anno. Chiudiamo la pagina relativa allo spopolamento e leggiamo altre notizie. Andiamo a leggere appunto quella che riguarda l'attacco, il caso degli snowboarder a Sacrario del Monte Grappa. Onor Caduti ricorda che dai 1700 metri di quota in su l'area è tutta sacra, inizia un'iniziativa, è possibile senza permessi. Stiamo parlando appunto della notizia che è rimbalzata sui social nei giorni scorsi, questi snowboarder che hanno deciso di praticare l'attività sportiva senza alcun rispetto per il luogo, appunto a Sacrario militare del Monte Grappa. L'articolo è di Francesco Dalmas. Indignazione per un oltraggio che sa tanto di provocazione, lo dice chiaro e tondo il sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin. Scendere dal sacello sacro con lo snowboard, ma se non c'è neanche pendenza, è evidente che quei ragazzi hanno voluto provocare, alla faccia di quei pochi che hanno cercato di fermarli. Onor Caduti del Grappa, che ha in gestione il Sacrario, ha avviato specifiche indagini. I militari sono presenti giorno e notte, presidiano anche con pattugliamenti, ma chi va ad immaginare che possa accadere uno scempio come quello visto sabato? Ricordiamo tra l'altro, dice Onor Caduti, che dai 1700 metri in su è tutta area sacra, come certificano i cartelli, per cui nessuna iniziativa è possibile se non camminare, riflettere e commemorare. Per Luca Zaia, presidente del Veneto, è vergognoso quanto accaduto. Lo si sa che quel Sacrario accoglie i resti di 22.950 soldati, 12.615 italiani e 10.295 austro-ungarici. Sono arrivate proteste anche da rappresentanti bellunesi. Parliamo del senatore coordinatore veneto di Fratelli d'Italia Luca De Carlo. Confidiamo che le forze dell'ordine individuano e puniscano i responsabili che con snowboard e sci tradizionali hanno mancato di rispetto a un luogo sacro come il Sacrario di Cima Grappa, calpestando la memoria di una generazione di giovani che hanno dato la propria vita anche perché qualcuno oggi potesse liberamente dedicare le sue giornate allo sci. Con questo articolo chiudiamo il Corriere delle Alpi e passiamo al Gazzettino. Un secondo, attendiamo il caricamento e ci siamo quasi. Nella prima pagina dell'edizione del Nord-Est, nuovo Covid, l'incubo è già qui. A Roma i primi positivi alla variante inglese, stop ai voli con la Gran Bretagna, governo pronto a un'ulteriore stretta. È quello che abbiamo appena letto sul Corriere delle Alpi ed è scelto anche come uno dei titoli principali nell'edizione del Nord-Est del Gazzettino. Andando direttamente alle pagine di Belluno,
confini blindati, nel pomeriggio Cortina si svuota. C'è una cronaca della domenica prima di Natale, pochi a passeggio nel corso, atmosfera surreale nel centro di Cortina il pomeriggio della domenica che precede il Natale. Invece del pienone di turisti, stanziali e pendolari, sul corso dello struscio ci sono poche persone, qualche gruppetto di giovani, c'è chi passa con le sporte dai negozi per gli ultimi regali. I tavolini dei bar sono vuoti, un po' per il clima freddo che non invoglia fermarsi all'esterno, un po' perché ormai si avvicinano le 18, l'ora della chiusura. Sulla strada si sono già avviate da qualche ora le auto per lo spostamento che tiene conto del blocco delle 14 per il passaggio da un comune all'altro, ricordiamolo, come previsto dall'ordinanza regionale. Buon movimento a Fiames al centro dello sci nordico per praticare lo sci di fondo su alcuni anelli con difficoltà diverse, dall'agonistica 3G al brevettato sulla vecchia ferrovia alla pista dell'aeroporto. E poi c'è l'epidemia in municipio, sono 7 i sindaci contagiati dal virus, positivo anche Strapazzon di Arsie, c'è un articolo di Alessia Trentin, hanno sempre portato la mascherina ma il Covid ha colpito anche loro, sono 7 i sindaci contagiati dal virus, da ieri anche Luca Strapazzon di Arsie che si aggiunge a Luca De Carlo, Marianna Offer, Silvia Tormen, Ornella Noventa, Oscar Meneghetti e Roberto Chissalè. E ancora, maltempo, stanziati i primi soldi, passa l'emendamento che prevede di incrementare il fondo per le emergenze, un segnale positivo per il bellunese e andremo a leggere l'articolo di Andrea Zambenedetti. Per quanto riguarda le Olimpiadi, sostegno ai giochi fino al 2023, fino al 2023 20 milioni l'anno. Il via libera è arrivato da Roma in commissione bilancio all'emendamento su Cortina 2026, presentato dai partiti di opposizione al quale il PD ha annunciato di accodarsi, assegna invece 20 milioni l'anno fino al 2023 a Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige su Tirol per le attività legate all'organizzazione delle Olimpiadi invernali. Le nuove risorse si sommano a quelle già stanziate, 1 miliardo di euro in tutto. La ricerca di risorse deve essere continua, ha detto l'onorevole Roger De Menic. Ad Auronzo di Cadore pronti tracciati per il fondo, Monte Agudo apertura a rischio però leggeremo l'articolo. A Feltre, bar in crisi, abbiamo perso l'80%, dicono appunto alcuni degli esercenti intervistati. E a Borgo Valbelluna si ripresenta ormai il problema molto diffuso dei lupi, troppi lupi, noi allevatori chiediamo aiuto. Nonostante le greggi siano in transumanza, tra gli allevatori continua a destare preoccupazione la presenza del lupo, uno per tutti Luigi Balzan di Trichiana. I suoi capi nella bella stagione pascolano tra il passo San Boldo e Pian delle Femmine. I branchi accertati in provincia sono 8, ma secondo Balzan potrebbero essere di più e ciascuno avrebbe una dozzina di esemplari. C'è un articolo di Federica Fant. Andiamo a leggere l'articolo che riguarda i fondi in seguito al maltempo per appunto la ricostruzione. Maggioranza e opposizione insieme, fondi per maltempo e Olimpiadi. Leggevamo prima via libera in commissione gli emendamenti su Cortina 2026 al capitolo per le emergenze. De Menec dice un segnale di attenzione al territorio in un momento estremamente difficile per il paese. Doppio via libera nella notte tra sabato e domenica durante la maratona per la legge di bilancio a 2 stanziamenti chiave per il bellunese. Il primo riguarda i 100 milioni destinati a livello nazionale ad incrementare il fondo emergenze. Il secondo emendamento, presentato dai partiti di opposizione approvato in commissione bilancio, assegna invece 20 milioni l'anno fino al 2023 a Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige e Sud Tirol per le attività legate all'organizzazione delle Olimpiadi e appunto lo leggevamo prima. La buona notizia è quella dei fondi per l'emergenza maltempo. Le ultime piogge ai primi di dicembre hanno provocato oltre 100 frane e costretto i vigili del fuoco a eseguire quasi 1000 interventi nella sola provincia di Belluno. Il presidente della provincia, Roberto Padrina, accompagnato a Roma dai suoi assessori, ha chiesto aiuto al ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, spiegando che l'esigenza del bellunese è compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. Le risorse stanziate l'altra notte non bastano al fabbisogno, ammette De Menec, parlamentare del PD, ma sono un primo segnale in attesa che si completi anche l'istruttoria che dirà a quanto ammontano esattamente i danni. Poi bisognerà intervenire sul recovery plan per rimediare quelli che mancheranno. Avere tanto denaro tutto assieme non è possibile, servirà a fare un lavoro di squadra per recuperare i fondi disponibili un po' per volta.
Andiamo avanti, leggiamo ancora un paio di articoli. Andiamo alla notizia, un secondo, quella notizia relativa agli impianti a Monte Agudo, apertura in forse. Il presidente Auronzo d'Inverno Fabio D'Avià dice: stiamo ancora aspettando, potremo però puntare su 7 gennaio. Il vice sindaco Enrico Zandegiacomo: tutto pronto per i tracciati dedicati agli sci stretti della Val d'Ansiei. Auronzo d'Inverno si occuperà della battitura della pista di fondo di Palus San Marco e Misurina Neve e di quella ai Paludetti di Misurina. Lo ha annunciato il vice sindaco e assessore allo sport di Auronzo, Enrico Zandegiacomo, che pone l'accento sullo spirito di collaborazione fra il comune e le altre due società. Viene così favorito l'esercizio sportivo sulla neve, quello degli sci stretti, assieme alle ciaspole e allo sci alpinismo nel caso sia permessa la circolazione delle persone. Perfettamente agibile e battute è la pista ciclopedonale che circonda il lago di Auronzo e che si inoltra nella Valle delle Ansiei per ora fino all'Argentiera. Nei prossimi giorni, se tutto andrà per il verso giusto, ci sarà il prolungamento fino a Palus San Marco, dove, con il lavoro di un paio di settimane, uomini e mezzi del comune hanno provveduto a sistemare il tracciato. Poi grazie l'ultima abbondante nevicata però ha messo a terra numerosi alberi che intralciano il percorso anche da San Marco a Misurina. Gradualmente i mezzi arriveranno anche lì, dice l'assessore, è invece fumata nera per quanto riguarda l'apertura dell'impiantistica invernale nella via Val d'Ansiei. C'è ancora una grandissima incertezza, dice appunto Fabio D'Avià, presidente di Auronzo Inverno. Tale situazione di stallo è principalmente causata dall'accavallarsi di decreti da parte di Regione e Stato. Perciò resta sospesa ogni decisione sia per la battitura completa delle piste sia per l'assunzione del personale. Ciò nonostante, noi siamo pronti per avviare pienamente l'attività. Con questo articolo chiudiamo l'appuntamento di oggi con la rassegna stampa. Grazie a tutti per l'ascolto, un sereno lunedì e una buona settimana. Ci rivediamo prestissimo, seguiteci sui nostri canali dell'Amico del Popolo, in primis il sito internet www.amicodelpopolo.it, ma anche su Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e anche Telegram, dove vengono pubblicate quotidianamente le nostre notizie e gli aggiornamenti su quel che accade in provincia. Grazie a tutti per l'ascolto e a prestissimo.